Allora, ci dedichiamo alla cucina. Carciofi bolliti a modo mio. Li andiamo prima a pulire uno per uno, in questo modo. Poi li andiamo a tagliare il gambero e andiamo a farne 4 parti divise uguali, più o meno, va bene? E andiamo avanti. Questo è il prezzemolo, lo togliamo, mettiamo da parte e andiamo, continuiamo a pulire. Semplicemente i carciofi, ragazzi, mi diverto così, mi piace. La cucina per me è un relax, veramente un relax. È un relax. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua.
puliamo il banco da lavoro. Questo lo mettiamo sotto la fondata con l'acqua e andiamo a pulire mentre si sciacquano i carciofi. Noi andiamo a pulire il banco da lavoro. Ecco qua. Nel frattempo prendiamo la pentola andiamo a pulire i grani, quelli i steli, come li chiamiamo, vedete? Basta fare così e si puliscono da soli e le mettiamo tagliate a tubettini nella pentola, così, vedete? Ecco qua. Andiamo a pulire gli altri. E i carciofi l'ho messo sotto all'acqua corrente. Logicamente questi vengono non fritti perché fa male, vengono stufati, quasi bollite. Ecco qua. Ora prendiamo 1, 2 e 3 spicchi d'aglio, gli togliamo il sederino, li schiacciamo e li buttiamo dentro la padella. L'aglio a me piace assai. Schiacciamo e buttiamo dentro. Ecco fatto.
E ora andiamo a mettere i carciofi sciacquati bello puliti, li mettiamo dentro la pentola, così. Ecco qua ragazzi, adesso accendiamo i fornelli e mettiamo il tutto sul fornello che adesso vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere. Allora, mettiamo il telefonino in modo tale che si vede il fornello così. E adesso andiamo a mettere il prezzemolo abbondante. Allora, il tempo che lo dobbiamo tagliare. Prezzemolo a cascata, come se piovesse. Olio basso, olio di semi, no, l'olio che sto a dire. Questo è olio extravergine d'oliva, ragazzi, olio basso, una bella messa d'olio. Un po' di sale, questo è sale rosa, vedete? Ho spuzzato di qua. E l'importante è mettere un bicchiere d'acqua, se no va a finire che vengono fritti e a noi non piacciono fritti. Ecco qua, 3 bicchieri d'acqua bastano, 3 bicchieri d'acqua bastano. E adesso andiamo a mettere il coperchio. Ecco qua, questo è tutto. Alla prossima, al nostro prossimo video di cucina. Noi ci divertiamo con poco, ci divertiamo così, va bene? Togliamo i guanti, andiamo a mettere nella differenziata. Vi saluto, alla prossima, ciao a tutti.